Lo spiazzante realismo descritto nei minimi particolari, tipico della pittura fiamminga, raccontato anche attraverso il simbolismo, il grottesco e il mistero, non fa eccezione in questo dipinto di Hieronymus Bosch, datato 1502. Il Prestigiatore è un dipinto a olio su tavola attribuito al pittore olandese. La scena ci racconta di un gruppo di persone ferme a contemplare i giochi di prestigio di un affabulatore, che altri non è che un abile ladro aiutato da un complice. Il derubato è un monaco che nel racconto di Bosch è uno stolto che crede di sapere di più di chi gli sta attorno. Convinto di poter capire il trucco, si lascia ingannare. A me gli occhi, sembra dire il prestigiatore, mentre cattura lo sguardo perso degli astanti. Un suo complice nel frattempo deruba l'ingenuo monaco della sua borsa. Ulteriori elementi di distrazione di massa, diremo oggi, sono rappresentati da una civetta che fa capolino da una piccola cesta legata alla cintura del mago e un piccolo cagnolino con un cappello da giullare. Lo sfondo dell'opera è rappresentato da un muro in mattoni in parte coperto da erba. Da una parte c'è il prestigiatore, dall'altra il credulone che rigurgita rane. Un bambino con una girandola in mano si piega in avanti verso il monaco. Forse vorrebbe avvisarlo dell'imbroglio in atto, o forse è semplicemente divertito dalla disattenzione del religioso. L'atmosfera del quadro è rarefatta, sembra un paesaggio di un'altra dimensione, dove i colori, gli oggetti, i volti degli uomini vibrano di un'altra realtà.